Il futuro è roseo, in questo caso azzurro, aspettative serie per ridare entusiasmo a una piazza che ha sì smesso di soffrire, ma ora vuole tornare grande. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, buona stagione a tutti. Siamo live dal Roberto Sorrentino di Trapani e Accademia Trapani Marsala, andata dei sedicesimi di Coppa Italia. Eccellenza Sicilia, inizia da qui il cammino del nuovo Marsala di Angelo Casa. Secan prova il sombrero, la finta, effettuando un altro gesto tecnico ancora a Secan, se la lunga da solo, cade in aria, non c'è nessun calcio di rigore secondo l'arbitro. Però c'è stata qualche forma di confusione nel prepartita con dei tifosi del Trapani che hanno cercato di disturbare fuori dallo stadio i giocatori della Marsala. Qui Secan non calcia verso la porta di Scuffia, pallone protetto da Sferruzza che manda a correre i compagni. Attenzione al tiro subito sopra la traversa da parte di Rosciglione. Punizione Marsala, batte corso, c'è la sponda, il sinistro di Giorgio Chinnici, deviazione, lancio in mezzo, colpo di testa di Giorgio, il pallone resta in aria, Costa, sinistro, fuori. Costa, scambio effettuato, pallone sulla fascia di sinistra con Sferruzza, il servizio per Giorgio Chinnici, cross morbido, non arriva Costa, adesso sì, calcia con il mancino, scorre fuori. Particolarità nella sua maglia, invece del cognome lui ha il nome Gledian, italo-albanese. Pallone verso il secondo palo Miliziano, Cammareri, tocco dubbio, ancora il pallone di Cammareri che aggira Miliziano, ha rischiato tantissimo. Diverse trattenute in area, il pallone in mezzo, colpo di testa proprio di Sferruzza oltre la traversa. Accademia Trapani che ha a disposizione Giliberti per la porta, poi Ederi, Genovese, Vultaggio, Schifano, Savona, Mbie, Amucciato e Daguanno. Occhio al pallone in mezzo, sponda di Secan, pallone dietro per il tiro di Agnello. Può partire Campanella. Il suo tiro verso la porta, in panchina già, si stava per risultare al gol. Occhio al retropassaggio di Fradella, Scuffia rincorre il pallone, Scuffia scivolata, l'Accademia reclama il gol, incredibile cosa stava succedendo al Sorrentino, lo va a rinviare Pace, di testa Giargiù, ancora Cammareri, fallo, e occhio al cartellino, c'è doppio giallo, Accademia in 10, espulso Cammareri. Largo il pallone per Miliziano a sfidare Ilari, spallata di Miliziano, Ilari giù, correttamente ancora il cross di Miliziano, colpo di testa che non c'è in due occasioni con Sferruzza come Galfano. Manno, duello con Sise, cade giù, si continua, Sferruzza 1-2, ancora Manno in area di rigore, cade a terra Ilari, la prende di stretta, se ne va Ambie, parte Campanella, Scuffia. Si va con lo schema, la battuta della punizione al limite, la girata provata al limite, poi il tiro schiacciato di Genesio, la presa a terra, parte la traiettoria bassa, un po' sorpresa da parte del Marsala, ma c'è il triplice fischio ufficiale, lo 0-0, non riesce a vincere il Marsala qui al Sorrentino di Trapani contro l'Accademia, tutto rimandato